Ecco la nuova Italia dei Valori, un partito che va oltre il suo fondatore, resta un militante di questa Italia dei Valori per portare avanti le idee, i progetti, l'impegno di sempre. E a proposito di impegno di sempre, lancio ancora una volta un appello al Partito Democratico. Caro Letta, governo delle larghe intese, capisco la necessità, ma l'ha visto cosa succede? Invece di intese larghe, quello si preoccupa soltanto di salvaguardare la propria impunità e ricatta voi per farsi gli affari propri. Costruiamo una coalizione di programma e di condivisione di un progetto politico e chiediamo agli italiani di poter governare in modo omogeneo, perché poi se due forze politiche si mettono insieme per larghe intese, ma con un progetto politico diverso, addirittura uno soltanto per conseguire la propria impunità, ti mette in condizione a te, caro Letta, di non poter fare nulla e ogni giorno di rinviare a domani quel che potresti fare oggi. Questa è la proposta che esce dall'Italia dei Valori, questa è la necessità per cui dobbiamo archiviare definitivamente e lasciare al suo destino giudiziario Berlusconi e occuparci finalmente dei tanti altri italiani che non arrivano a fine mese.